Edicola Friuli, ultima puntata prima della pausa natalizia e poi ovviamente torneremo il prossimo anno, però il Friuli in edicola vi aspetterà anche venerdì prossimo. Andiamo però a vedere che cosa ci riserva il numero che trovate proprio oggi in vendita. Faccia a faccia tra Riccardi e Bolzonello, a partire dalla copertina, e sono i due candidati, forse il dubbio e il condizionale ci sta, alla guida della regione. Ecco che cosa propongono per le famiglie e le imprese, e naturalmente per i nostri lettori anche l'agenda 2018 firmata dal maestro Giorgio Celiberti, con un piccolo contributo. Chiedetela al vostro edicolante. All'interno anche si parla di sport e si parla del Pordenone Calcio, via al girone di ritorno, 3 punti per iniziare una nuova storia. Focus anche su Gemona, dopo 40 anni le lettere tra le macerie, una storia molto carina che vi racconteremo. Casarsa per la cantina a fine anno con il botto, a Pordenone i conti in tasca al comune perché si sa è tempo di bilanci, così come a Gorizia Ziberna svela le prossime mosse. Allora andiamo a vedere la regione. Dicevamo Bolzonello sfida Riccardi o Riccardi sfida Bolzonello. Si parla delle elezioni regionali del 2018 con un'intervista parallela ai candidati governatore del Friuli Venezia Giulia, del Partito Democratico Bolzonello e di Forza Italia Riccardi, due gemelli diversi con tante differenze. Ed ecco qui appunto un po' anche di biografia dei due personaggi, uno commercialista che si è fatto da solo, l'altro architetto giornalista cresciuto nel pubblico. E poi i programmi. Vittorio Regattin con questa splendida grafica ci riassume in breve quelli che sono i 6 punti cardine dei programmi dei due candidati. E poi guardiamo in avanti perché si parla di fuochi epifanici, belli ma pericolosi. Insomma, è a rischio la nostra tradizione, i pignarul dell'Epifania. Per evitare di inquinare inutilmente l'aria bisogna seguire alcuni accorgimenti, ed eccoli qua raccontati dal nostro Alessandro Di Giusto. E poi vi dicevo una storia molto carina, tanta stima per i friulani a chiare lettere. Dagli archivi della biblioteca di Gemona riemergono migliaia di messaggi inviati per posta nei quali si offriva aiuto ma anche denaro alla popolazione colpita dal sisma. Ovviamente si parla del terremoto del 1976, e proprio a teatro il 4 gennaio a Ospedaletto di Gemona il sindaco e la signora delle lettere. Dino Persello, regista, attore e animatore culturale, ha scritto un lavoro teatrale ispirato appunto a questi mesi difficili di quasi 42 anni fa, che poi oggi noi vi raccontiamo in questa chiave forse un po' più romantica. Parliamo invece anche di arte, perché a Natale ci sono tante iniziative, tante mostre, ma non solo. Quindi 4 proposte suggerite da Andrea Ioime, una per provincia, selezionate dalla ricchissima offerta di fine anno. Esposizioni a tema a Trieste e Gorizia, un protagonista friulano e uno acquisito invece a Pordenone e Rosazzo. E poi icone nella città fortezza Palmanova per unire Italia-Russia. E infine parliamo di musica, perché sono i cori friulani che piacciono tanto con lo spirito americano, che piacciono tanto al nostro pubblico. Da più di 20 anni in regione fioriscono i gruppi vocali con un repertorio gospel. Tra le decine di formazioni alcune sono arrivate anche negli Stati Uniti o alla nazionale italiana del genere. E insomma qui avete tutti gli appuntamenti di questo ricco fine settimana di festa. Adesso però noi ci mettiamo in marcia e andiamo a conoscere un nuovo edicolante. Oggi andiamo in via Bariglaria a Udine e venite con noi. Eccoci qui in via Bariglaria con il signor Antonio Scilipoti, che da 4 anni gestisce questa attività. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto a Edicola Friuli. Lei ci accoglie con questa musica anni 50-60 che a me piacciono particolarmente, e insomma si respira un'atmosfera allegra qui dentro. Beh, è chiaro, in un posto come questo, in una piccola edicola come questa, ci deve essere la possibilità di trovarsi e stare bene, insomma, quando si viene qui. Abbiamo visto che insomma i suoi clienti sono clienti affezionati, però lei ha cominciato 4 anni fa, dopo diciamo una sorta di colpo di fulmine per questo negozio. Sì, diciamo che ho trovato la possibilità di vivere bene e in un bell'ambiente, tranquillo, facendo un lavoro che è gratificante. Il fatto di trovare le persone che vengono a salutarti ogni giorno e dargli servizi appunto e aiutarli anche, no? nella loro quotidianità è un bel discorso, insomma, no? Il nostro migliore edicolante, vero?
Ecco, che ci vogliamo tanto bene io e te che vai. Intanto che non sento lui, Laura. Riccardi o Bolzonello? Abbiamo messo questi due politici. Nessuno dei due. Potrebbero però essere i prossimi governatori del Friuli. Ah sì? Ma non si candida anche Onsel? Infatti è tutto diciamo in forse, però questi sono i nomi più accreditati. Sì. E non so cosa dirle perché bisogna che mi informi. Non conosco. La campagna elettorale è appena iniziata, noi ci siamo presi un po' d'anticipo. Ah sì. Vedremo insomma, no? Come si presentano, che progetti hanno. Sì. Ovviamente le edicole moderne di oggigiorno insomma sono in trincea perché naturalmente è sempre più difficile vivere solo vendendo ovviamente pubblicazioni, e quindi sono tanti colleghi come lei che all'interno della loro attività offrono ovviamente dei servizi utili alle persone. Lei è tabacchino, ma appunto si possono pagare bollette e quant'altro. Fornite dei servizi essenziali anche a quartieri abitati magari da persone anziane o gente che lavora non ha tempo da perdere. Assolutamente, questo ha colto nel segno i servizi che vengono svolti all'interno della rivendita di oggi, insomma, tutti i servizi di pagamento, come diceva. Oggi siamo diventati anche vicini con Banca 5 a dei servizi bancari, i servizi postali. Noi siamo alla fine un piccolo ufficio postale, quindi possiamo spedire raccomandate, spedire lettere, quindi tutti questi servizi appunto complementari servono a dare, come diceva giustamente lei, un aiuto anche alle persone che sono magari impossibilitate a muoversi dal circondario e velocizzare appunto le loro tempistiche, insomma, no? Poi qui con il fatto che c'è la farmacia e il supermercato attaccati, chiaramente si crea un nucleo commerciale che dà tutto una serie di servizi appunto a queste persone, ed è quello che fa andare avanti oggi l'attività. Questo è siamo in una località Beivars di Udine che ha un'anima propria ovviamente ed è quartiere riduttivo, è proprio un paese diciamo a sé stante. E come si sta in questa comunità? Com'è insomma vivere qui? Beh, allora diciamo che appunto, come diceva lei bene, è quasi un piccolo paese, no? Quindi con tutti i nessi e connessi del piccolo paese, e però con una comunità che è abbastanza forte. C'è una sorta di frequentazione della comunità, quindi non so, ci sono i donatori di sangue, ha capito? C'è tutta una serie di persone che si legano e si aiutano tra virgolette anche a vicenda, no? E questo non penso che sia dappertutto, ecco, ci sia una situazione così pregna di insieme, ecco. Quindi molto bene si sta. Beh, specialmente Riccardi mi sembra di conoscerlo, Bolzanello ne ho sentito parlare ma non li conosco in verità. Sì, non li conosco, mi piacerebbe anche conoscerli. Sono un sindaco che è un incapace, ha ridotto la città, guardate, città sporca, mai lavata, mai lavato un marciapiede. Insomma, lei non è contento della politica? Sì, questo sindaco di tutti quanti. Abbiamo scoperto che sono poco conosciuti, che oggi abbiamo incontrato un sacco di persone e non sapevano chi fossero. Beh, peccato, magari sarebbe utile informarsi almeno per quello che ci riguarda così da vicino. Io spingo appunto perché il territorio venga conosciuto, cioè il fatto di conoscere realtà e anche cose belle che ci sono qui, come appunto fa il Friuli ogni settimana, andrebbe secondo me spinto, perché la gente deve sapere che c'è anche del buono. È chiaro che ci sono i problemi, è chiaro che vanno vissuti anche quelli, ma però vedo che ci sono anche interlocuzioni con quello che è la normalità, la vita normale, che comunque è buona ed è bella. Il Friuli lo fa, io lo spingo, speriamo che lo accettino anche i miei clienti, insomma.
Grazie. Allora, Edicola Friuli si ferma qui e ci ritroveremo poi a gennaio 2018 e ritorneremo a conoscere altri suoi colleghi e andremo a conoscere altre edicole. E io la ringrazio, signor Antonio, per la musica che mi è piaciuta tantissimo, l'accoglienza e la sua bella edicola. Grazie. Facciamo gli auguri insieme. Benissimo, allora tanti auguri di buon Natale, buona fine anno a tutti quanti e ci rivediamo nel 2018 che sarà un anno fantastico. Grazie, buon Natale e buona fine, buon principio anche da parte mia a tutti voi e da Tiziano Campigotto dietro la telecamera. Ciao! Ciao!